5 feriti, 2 dei quali gravi, l'impatto violentissimo. Poco dopo le 11:30 lungo la Cadore Mare a San Vendemiano, in località Saccon. 2 le auto coinvolte nell'ennesimo incidente sulle strade della provincia di Treviso. Una Punto guidata da un 66enne marocchino ed una Passat condotta da un 23enne di origine romena, con a bordo altri 3 giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Un sorpasso della Passat all'origine dello scontro frontale. Nell'urto la Punto è rimasta in carreggiata, l'altra auto è carambolata sopra il fossato, piombando nel campo adiacente alla strada. Subito sono stati allertati i soccorsi sul posto, i vigili del fuoco di Conegliano ed i sanitari del SUEMA 118, intervenuti con ambulanze ed elicottero. 2 giovani, dalla violenza dell'impatto, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, gli altri feriti erano ancora dentro le auto. Alla fine sono 5 le persone ferite, 3 in modo lieve, 2 più gravi, un 26enne che è stato portato con l'elicottero a Treviso ed un 20enne ricoverato sempre al Cafoncello. Gli altri 3 sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente e per regolare la viabilità. La Cadore Mare è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza di una delle arterie più trafficate della Marca.